partiamo effettivamente da questa polverina bianca, che non è quella cosa che potresti pensare, ma effettivamente è lo scarto della lavorazione del marmo, una polvere che, così come viene prodotta durante la lavorazione del marmo, noi la recuperiamo e gli diamo una seconda vita, una seconda opportunità. Recuperiamo lo scarto del marmo. Attraverso una formula segreta abbiamo trovato il modo di consolidare, farlo tornare lastra, e studiando, grazie al reparto di ricerca e sviluppo di marmo, le modalità migliori per valorizzare, abbiamo capito che per le caratteristiche si prestava bene a diventare un elemento riscaldante, perché ha una forte capacità di trattenere il calore. Quindi ecco il primo prodotto di marmo, che è un termoarredo. È un termoarredo, una lastra di marmo con le caratteristiche del marmo, che però, grazie alla nostra ricerca, siamo riusciti a farlo diventare anche un elemento riscaldante, immergendoci dentro una componente per riscaldare, o una resistenza elettrica, oppure una serpentina di rame. Quindi abbiamo dei termoarredo, insomma li vedete davanti, di lato, di fianco a me. Sono degli elementi che, oltre a riscaldare, riescono anche a dare una componente, una dimensione estetica nell'abitazione. La peculiarità sta nel fatto che il nostro è un prodotto totalmente naturale in tutte le sue fasi. È un prodotto che parte da uno scarto naturale, che non subisce una seconda rilavorazione, è già pronta la polvere. Ci tolgono ovviamente probabilmente le ciche o i sacchettini di fazzoletti degli operai di Verona, e poi ce la consegnano. Lo combiniamo con l'acqua, lo rimpastiamo. Tra l'altro ci piace pensare più come una torta, perché per impastare questo materiale noi utilizziamo letteralmente un macchinario che viene dal mondo del settore dei pastifici. Lo versiamo in uno stampo di silicone, fatto anche quello da noi, e dopo 2-3 ore questa crema, ecco che diventa dura. E ha solo bisogno di un passaggio, e qual è? Ha bisogno di essere stagionata. Quindi dopo che questo elemento diventa solido, lo trasferiamo nella nostra sala di stagionatura, e in 3-4 giorni il nostro bambino sta a riposo e si trasforma nel nostro termoarredo. In verità c'è un'altra parte estremamente manuale, che è legata alla verniciatura. Anche la verniciatura viene fatta a mano con vernice a base d'acqua, e quindi un po' si chiude il ciclo. Quindi è un progetto che vede nell'autenticità della sostenibilità un po' il cuore. Uno dei prodotti su cui abbiamo voluto dedicare parecchio tempo per creare proprio un progetto speciale decisamente è il Venezia con 2A. È un prodotto che nasce dall'idea di dedicare un nostro modello alla città più bella del mondo, a cui siamo tutti affezionati. Quindi abbiamo recuperato un vecchio ferro da prora, una punta di una gondola, grazie agli amici dell'associazione Arzanà, e siamo riusciti a creare uno stampo, e con questo stampo ecco che abbiamo impresso in un nostro termoarredo questa immagine iconica della gondola, che è la punta. Un altro progetto molto interessante che ci ha impegnato molto, ma ci ha fatto crescere, è un progetto con Swarovski. Noi abbiamo una partnership ufficiale con la casa di cristalli, in base al quale noi possiamo dichiarare di utilizzare i nostri radiatori per colorarli, per personalizzarli, proprio i cristalli forniti dalla casa madre. Non siamo green solo a parole o nel prodotto. Come abbiamo visto prima, noi siamo letteralmente immersi nel green, perché tra l'altro la struttura produttiva, il nostro atelier, l'abbiamo ricavato all'interno di una zona nel verde. Qua abbiamo un parco davanti, dietro abbiamo le vigne, e abbiamo di qua un meraviglioso garden che stiamo sistemando col tempo. Ma soprattutto noi ci troviamo in un posto che fino a 40 anni fa era abbandonato, quindi anche la parte produttiva ha voluto essere un modo per ridare senso, significato a un qualcosa che era destinata a scarto. Questo è un vecchio capannone di una vecchia azienda del settore mobilificio, e considerata appunto da 30-40 anni che era dismessa, e noi abbiamo visto in questo spazio, ecco, un'opportunità per
rafforzare questo senso di rilancio, di riuso di qualcosa in natura.